per noi che siamo rimasti vittime civili della seconda guerra mondiale, sia durante che anche dopo, a causa della diffusa presenza di ordigni bellici inesplosi, come è avvenuto nel mio caso, l'impegno a conservare la memoria di quanto allora tristemente accaduto e dell'attualità di aiutare coloro che oggi trovano a patire le stesse nostre sofferenze è sempre stato al centro della nostra militanza sociale. Purtroppo, come ci dimostrano i fatti degli ultimi mesi, guerre, conflitti e scontri armati continuano a provocare morte e sofferenze tra le popolazioni civili e per questo motivo noi continueremo a dare il nostro piccolo grande contributo per costruire un mondo basato sul dialogo. E dico anche che non serve nemmeno che stiamo in silenzio, perché 80 anni fa, a quest'ora, in questo momento, regnava il silenzio, lo strazio, la paura e la polvere. Quindi noi dobbiamo ritenerci fortunati nel sentire i sorrisi, le voci, i canti dei nostri bambini, ma li ho voluti qui anche perché sono loro la nostra speranza. Perché mi pare abbastanza evidente che noi adulti quantomeno non abbiamo ancora capito come si vive in pace e abbiamo un po' di presunzione di cercare di spiegare a loro come si dovrebbe vivere in pace. Forse dovremmo noi essere i primi ad ispirarci a loro. Perché i miei genitori abitavano esattamente lì ed è stato l'unico palazzo a rimanere in piedi durante quel bombardamento che ha avuto come epicentro proprio quella che oggi è la Piazza Borsa. Quindi quando andavo a scuola alle elementari andavo in mezzo alle macerie perché c'erano ancora le rovine della guerra. Tesoro, ero a casa per fortuna perché era venerdì santo. Dopo sono venuta in città, in centro, sono venuta a cosa e ho scoperto che la mia scuola è stata bombardata. L'ho visto in via Cesare Battisti, gambe, braccia e sono corsa a casa, una città così. Ringrazio il Signore che era venerdì santo, lo posso dire.